Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Accertarsi che sia inserita una marcia e tirare il freno di stazionamento, il freno a mano. Nella maggior parte delle autovetture la ruota di scorta si trova nel bagagliaio sotto un riparo. È consigliabile in ogni caso consultare il libretto uso e manutenzione per assicurarsi dell'esatta collocazione. Nel caso specifico preleviamo quanto serve dal bagagliaio. Facilmente si possono estrarre gli attrezzi alloggiati. Svitiamo in senso antiorario il perno fissante e la sblocchiamo dal suo alloggio. Estraiamo quindi la ruota appoggiandola a terra accanto a quella forata. La accompagniamo facendola ruotare e appoggiandola poi a terra. Osserviamo innanzitutto se il cerchio è dotato di copricerchio o di tappi che ricoprono i bulloni. In caso affermativo utilizziamo il cacciavite o la pinza per asportarli. Qualora uno dei due bulloni fosse del tipo antifurto, andrà utilizzata l'apposita bussola per il corretto svitamento. Allentiamo i bulloni con la specifica chiave, ruotando in senso antiorario e facendo forza col peso del corpo. Lo schema per lo svitamento sarà quello definito a croce o più semplicemente alternato. Una volta allentati i bulloni, posizioniamo il crick nell'apposito sito indicato sul bordo al di sotto dell'auto, evidentemente in prossimità della ruota forata. Solleviamo l'autovettura fino a quando lo pneumatico non si alza da terra di 3 o 4 cm. Svitiamo completamente i bulloni. Posizioniamo i bulloni affinché siano visibili e non intralcino le procedure. Estraiamo la ruota e la posizioniamo a terra, sempre sul lato del cerchio. Inseriamo la ruota di scorta nell'alloggiamento, facendo attenzione a far combaciare i fori del cerchio con quelli dell'auto. Avvitiamo ora a mano i bulloni sulla ruota. Usando la chiave avvitiamo fino a portare in base il cerchio secondo lo schema a croce. Appena portata in base la ruota, possiamo abbassare il veicolo. Fissiamo i bulloni usando nuovamente il peso del corpo, seguendo sempre lo schema a croce. Effettuare 2 sequenze per la sicurezza dell'effettivo fissaggio dello pneumatico. Posizioniamo la ruota forata e gli attrezzi nell'alloggiamento posteriore del veicolo. Possiamo ora ripartire per raggiungere un gommista che effettuerà la riparazione della foratura. Grazie.